Domani, domenica 6 ottobre, tutti in centro storico a Chioggia in Corso del Popolo, dove si svolgerà la Festa dello Sport 2024, un'occasione per le varie associazioni sportive del territorio per farsi conoscere, ambienti dove si allena il corpo e si tiene viva la socialità. Una giornata che l'amministrazione definisce importante. Lo sport, ha affermato il sindaco, è una priorità. Lo afferma ricordando il master plan della cittadella allo sport. Gli inviti sono giunti a una parte delle associazioni sportive del territorio. Chi non lo aveva ricevuto avrebbe potuto comunque aderire. La festa dello sport cade in concomitanza con la domenica ecologica di ottobre prevista dalla Regione Veneto. La viabilità sarà quindi interdetta in tutto il Corso del Popolo dal Duomo a Vigo, con divieto di sosta ed eventuale rimozione del mezzo, soppressione degli stalli a pagamento. Il corso si colorerà dei gazebo delle associazioni sportive che avranno aderito all'iniziativa. E siamo nello studio del Servizio Nord-Est 2.0 e vorremmo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul super bonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il super bonus esiste ancora, fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, Sottomarina di Chioggia, Venezia.